Buonasera dunque, buonasera dallo stadio Adriatico di Pescara per questo secondo anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie B, un anticipo molto importante in chiave playoff, un vero e proprio scontro diretto tra Pescara e Cesena. Buonasera anche da parte di Gianluca Galli alla parte tecnica che ringraziamo. 0-0 il parziale dopo 6 minuti di gioco tra Pescara e Cesena, si gioca davanti a circa 8-9 mila spettatori. Eccolo ancora Fontanesi, parte il cross basso, la conclusione di Ciano e la parata in calcio d'angolo da parte di Fiorillo, angolo per il Cesena, palla gol per i romagnoli. Pasquato che mette in movimento molto bene la Padula, area di rigore, la conclusione, Gomis, si salva il Cesena e ecco la prima giocata all'affondo di la Padula che si è andato a complimentare, è andato ad abbracciare il portiere Gomis, gli ha dato il 5 e l'ha abbracciato perché ha fatto davvero un grandissimo intervento. La Padula è arrivata all'altezza del secondo palo, ha calciato non in diagonale ma sul palo proprio di appartenenza e il portiere Gomis è riuscito a chiudere. È stato davvero non era un bel facile gesto. Fare gol però, ma è stato davvero un bel gesto quello di la Padula con Gomis. Sì, davvero da cartellino verde, visto che in Serie B c'è questa nuova idea da parte del presidente Abodi e probabilmente a termine della partita ci sarà l'assegnazione di questo cartellino verde a Gianluca la Padula. Vediamo Ciano andare in 1 contro 1 con Mandragora, poi gli dà una mano Zampano ma sbaglia Mandragora, Ciano, pallone in mezzo e Fornasier salva un gol, salva il gol Fornasier perché c'era Rossetti in agguato. Cesena pericoloso sul cross basso di Ciano, non poteva intervenire Fiorillo e Fornasier ha anticipato di un niente l'avversario Rossetti che è pronto a depositare in rete. Ecco Pasquato, bel pallone questa volta, filtrante in area di rigore, c'è il cross, il colpo di testa di la Padula e l'altro miracolo da parte di Gomis, altra prodezza di Gomis sul colpo di testa di la Padula, palla gol per il Pescara, la seconda della partita, ancora il duello la Padula-Gomis e ancora una volta ha vinto il portiere. Sempre lui però, sempre la Padula, è pronto in ogni momento, non ha toccato grandissimi palloni, per la verità due grandissime occasioni ma questa volta ha trovato a sbarrargli la strada Alfred Gomis, davvero superlativo anche in questa circostanza. Rimessa in zona d'attacco in favore del Pescara, un'occhiata al cronometro, siamo al 32esimo della ripresa, 0-0 tra Pescara e Cesena. Verre per Torreira, poi Pasquato in area di rigore, rovesciata e gol strepitoso, gol di la Padula, da non credere, Gianluca la Padula in rovesciata ha segnato il gol numero 22 in campionato, si fa tutto il campo, si toglie la maglia, va verso la sua curva, la curva nord, un gol da fantascienza, Gianluca la Padula. Invitiamo tutti gli addetti ai lavori, per chi non l'avesse visto, a vedere questo gol perché è qualche cosa di davvero straordinario, giocatore pronto per qualsiasi categoria, Massimo, non c'è che dire, gesto tecnico di assoluto pregio, spalle alla porta, ha controllato il pallone che in pratica stava scendendo e con una rovesciata davvero d'altri tempi da Cineteca ha mandato il pallone in porta, davvero una cosa incredibile proprio sul filo del fuorigioco e ha reclamato qualcosa il Cesena ma guardate, credeteci, lo diciamo ai nostri radioascoltatori, per chi solo ora si fosse messo in contatto con Radio Rai, davvero un gol straordinario. Come si è coordinato in maniera perfetta, va a beccarsi la munizione, non gliene importa assolutamente niente e non è nuovo a simili prodezze perché l'aveva già fatto in un'altra circostanza, esatto, un gol simile e quindi qualcuno pensava che poteva anche essere un episodio, ma lui ha nel DNA anche l'acrobazia e quindi è riuscito a fare questo gol davvero strepitoso. Il Cesena, dobbiamo dire che nella circostanza ha reclamato qualcosa sulla posizione di la Padula, che era in perfetta linea con i difensori, forse un braccio al di là, ma era una questione davvero millimetrica, ma lasciamolo stare questo braccio, un gol del genere. Non si poteva annullare per un millimetro una prodezza del genere, un gol straordinario e un episodio, solo un episodio, quello che chiedevi, chiedevamo, poteva sbloccare questa partita che era indirizzata sullo 0-0. Chi poteva
sbloccare la questa Padula, partita. solo la Padula, giocatore ormai a questo punto completo, pronto per palcoscenici importanti. I tifosi abruzzesi naturalmente sperano di poterlo rivedere anche l'anno prossimo, ma sarà davvero difficile con un giocatore del genere andare. Attenzione ancora il Pescara adesso. Sì, c'è questa conclusione fuori. Sì, è difficile tenere un giocatore del genere, perché quando si realizzano gol di questo genere, 21, tutti belli, tutti gol d'autore, e soprattutto senza questo rigori, poi. Con questa firma così importante è chiaro che il giocatore è pronto per indossare maglie, insomma, di un certo prestigio, no? Direi di sì. Guarda caso, infatti, si sono pesantemente interessate sul suo conto Juventus, Napoli, ma anche Leicester. Anche il Leicester di Claudio Ranieri. C'è anche Leicester di Claudio Ranieri per la Padula. A questo punto ricordiamo anche che la Padula l'estero già l'ha fatto con il Nova Gorica, ha giocato nel campionato di Serie A sloveno, ma naturalmente il campionato inglese è tutt'altra cosa. Però è un giocatore che realizza 22 gol nella Serie B italiana, è pronto anche per il salto nella massima serie. Si avvicina al suo record personale, 24 gol realizzati con la maglia del San Marino nella stagione 2011-2012. L'anno scorso, ricordiamo, invece segnò 20. Ma la media di la Padula in questi anni è dai 22 ai 24 gol. Altra realizzazione simile a questa con il Vicenza su suggerimento di Cocco, sponda di Cocco, e grandissima rovesciata di la Padula, bellissima anche quella al 90esimo addirittura. Questo gol però ha un sapore diverso per la Padula, perché ha tirato fuori dal cilindro questo lampo. Io sono rimasto impressionato dalla sua coordinazione. Sì. Impressionante, veramente impressionante. Ha colpito in maniera perfetta il pallone. Gomis veramente questa volta non poteva farci nulla, perché l'ha indirizzato proprio nell'angolo alla destra dell'estremo difensore del Cesena. Meglio di così non poteva davvero andare il pallone, ma c'è la risposta però del Cesena, che ottiene un prezioso calcio di punizione in prossimità del vertice destro dell'area di rigore. Punizione per la formazione romagnola, dunque se l'è guadagnata Ciano, e da quella posizione può essere molto pericoloso col mancino Camillo Ciano. Punizione quando siamo al 37esimo della ripresa, davvero un gol che verrà ricordato per molto tempo, quello di Gianluca Lapadula in rovesciata. Punizione dunque per la formazione ospite. Ciano sul pallone da quella posizione può battere direttamente in porta con il mancino. Siamo al 37esimo della ripresa, il Pescara in vantaggio sul Cesena da 4 minuti grazie alla prodezza di Gianluca Lapadula, ma c'è Camillo Ciano sul punto di battuta, pronto a impensierire Fiorillo in company. Calcio di punizione in favore del Cesena, con la posizione di Ciano che è chiara per tirare in porta. Vediamo con il sinistro il gran movimento in area di rigore, ci sono 6 giocatori del Cesena, anche Magnusson, ma Ciano secondo me tirerà in porta. Vediamo se sarà così. Eccola la conclusione, fuori di pochissimo Garritano che avanza palla al piede, lo asseconda Renzetti, pallone di ritorno interessante per Garritano, il cross basso, occhio, Ciano sbaglia da ottima posizione sul piede sbagliato. La fortuna del Pescara è questa, che il pallone è capitato sul piede sbagliato di Ciano, ovvero il destro, e da ottima posizione, da 9-10 metri dalla porta di Fiorillo, ha sbagliato completamente l'impatto con il pallone Camillo Ciano. Sì, ha avuto una grandissima opportunità nel cuore dell'area di rigore del Pescara, ha mandato il pallone di prima colpendolo male, la sfera si è persa sul fondo. Sfortuna per il Cesena, fortuna per il Pescara, che continua ad essere in vantaggio per 1-0 con quel gol straordinario, non finiremo mai di ripeterlo, strepitoso, un gioiello da parte di Lapadula. Siamo al 42esimo della ripresa, finale incandescente all'Adriatico. Cornacchia con il Pescara in vantaggio per 1-0 sul Cesena grazie alla super prodezza di Gianluca Lapadula al 33esimo della ripresa, gol in rovesciata. E che rovesciata, amici ascoltatori, un gol assolutamente da vedere e rivedere ancora. Vediamo la formazione abruzzese che vuole chiudere in attacco, c'è il tentativo di Cappelluzzo a perdere tempo, si porta il pallone sulla linea del fallo laterale, però la rimessa sarà in favore del Cesena, rimessa in favore del Cesena, questo sarà probabilmente l'ultimo assalto portato dalla squadra di Massimo Drago. Lo scatto di Cascione, Cascione supera Bruno, ecco Kessie, poi il pallone per Capelli, tutti in avanti quelli del Cesena, supera la linea di metà campo, Capelli, poi c'è il controllo del pallone
pallone da parte di Ciano, restituire il pallone a Ciano da Renzetti, ma non c'è più tempo perché finisce qui, ha perso troppo tempo nell'ultimo tentativo il Cesena, ha vinto il Pescara per 1-0, finale come all'andata ma parti invertite, ha deciso la prodezza di Gianluca Lapadula, gol numero 22 in campionato per lui, e il Pescara ottiene la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto raggiunge al terzo posto lo Spezia a quota 58 punti, Spezia che ha pareggiato a Crotone. Quando si hanno giocatori come Gianluca Lapadula tutto è possibile, grandissimo gol d'autore, partita equilibrata, il Pescara meglio nel secondo tempo con qualcosa in più, occasioni sia per il Cesena che per il Pescara nel primo tempo, ma poi questo grandissimo lampo, gol d'autore, un gesto strepitoso di Lapadula, regalare 3 punti fondamentali, importantissimi per la vetta della classifica, ma attenzione, un grandissimo Cesena, e anche la dimostrazione che da quando è entrato Chessi in campo sono cambiati i ritmi, probabilmente la grave perdita è stata questa per il Cesena, non averlo avuto nei primi 45 minuti di gioco, un Pescara strepitoso negli ultimi 10 minuti con un grande attaccante Gianluca Lapadula che merita altri palcoscenici. Grazie ad Antonio Monaco per la collaborazione durante la radiocronaca, grazie a Gianluca Galli alla parte tecnica. È tutto dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Pescara batte Cesena 1-0 nel secondo anticipo della 36esima giornata del campionato di Serie B.